Cambia la presidenza ma non la sede. La tanto discussa Fondazione Dolomiti UNESCO, da poche settimane sotto la presidenza della provincia autonoma di Bolzano, potrebbe mantenere un piede nel bellunese. Sarà ancora Cortina la sede operativa della fondazione. Questa è la promessa della nuova presidenza altoatesina. I dialoghi in questo senso si sono mossi già da tempo. Il passaggio a Bolzano preoccupa un attimo perché ovviamente si allontana un po' dalla realtà veneta, ma comunque con la provincia di Bolzano abbiamo già deciso ad esempio che la sede principale rimarrà a Cortina, quindi in Veneto, e questo ci garantirà, come dire, una presenza veneta ancora importante. Se la mente sarà fino al 2016 a Bolzano, il braccio rimarrà ai piedi delle Tofane. D'altronde, in Alto Adige sanno bene sfruttare i marchi e una vetrina come quella ampezzana non può essere gettata via. D'altra parte, è difficile dimenticare le lotte campanilistiche nel bellunese per ottenere la sede, da Auronza a Cortina fino a Agordo, Belluno, Sedico o Feltre. Bolzano invece è pronta a scommettere ancora su Cortina, un marchio che nel mondo è legato a doppio filo alle Dolomiti. L'Alto Adige quindi lascia un pezzo di fondazione nel bellunese, ma fino a quando? Già, perché sono in molti a pensare che la scelta non sia solo marketing. È dal referendum del 2007 che Cortina aspetta di passare sotto Bolzano. Anni di attesa senza risposta, ma la scelta promozionale altoatesina potrebbe diventare un segnale politico. Bolzano ha da subito aperto le porte ai comuni ladini, Cortina, Livinallongo con le Santa Lucia. E ora potrebbe riaprire la discussione referendaria a Roma per portarsi a casa in un colpo solo la regina delle Dolomiti e la sede della fondazione. A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca.